Buongiorno amici della pesca e del mare, sono Temossi Giorgio e questa è la serie dedicata alle aree marine protette della Liguria. Quando si parla di isole si pensa sempre a qualcosa di distante dalla terraferma, qualcosa di misterioso, ma oggi andremo a scoprire una nuova area marina protetta e un'isola che una volta arrivati lì davanti, direttamente sulla strada, sembra quasi di poterla toccare con mano. Questo nuovo video ci porterà nel Ponente Ligure, in provincia di Savona, alla scoperta della bellissima riserva naturale regionale dell'Isola della Gallinara. L'Isola della Gallinara, situata davanti al tratto di costa tra il Capo Santa Croce e la punta di Vadino, si è staccata dalla terraferma a causa di un innalzamento del livello del mare avvenuto nel periodo quaternario. Il canale che separa l'isola dalla costa, distante circa 1 miglio marino, è profondo tra gli 11 e i 20 metri. Presenta un fondale sabbioso e consente il passaggio a tutte le imbarcazioni. La morfologia dei fondali riprende quelli dell'isola. Infatti a sud i fondali raggiungono rapidamente i 50 metri di profondità, mentre a nord, dove si riparavano le navi romane, non supera i 10 metri. Le rocce che formano l'isola sono quarziti di colore grigio, in banchi dello spessore di qualche decimetro e conglomerati che affiorano nella parte settentrionale. La Gallinara può essere vista come una scheggia della Liguria, che testimonia l'ambiente costiero prima della moderna urbanizzazione. Una rigogliosa vegetazione mediterranea associata a entità floristiche rare, interessanti fenomeni geomorfologici legati all'erosione, una delle maggiori colonie di gabbiano reale, oltre alla presenza di fauna minore, testimonianze di insediamenti umani di varie epoche, a partire dai Romani, e per finire fondali ricchi di vita e di biodiversità animale e vegetale in cui immergersi, tra grotte e relitti di antiche navi. Gli habitat terrestri sono principalmente caratterizzati dalla macchia mediterranea, costituita da cespugli alti fino a 2 metri o alberi di leccio. La maggior parte degli arbusti della macchia mediterranea, come il corbezzolo, la ginestra di Spagna, la ginestra spinosa, il lentisco, il mirto, resiste con facilità alla siccità grazie alla presenza nei tessuti di oli essenziali capaci di fissare le molecole dell'acqua. Tali oli sono però estremamente infiammabili, rendendo questo tipo di vegetazione facilmente soggetta ad incendi. L'isola, per di più, ospita quasi 300 entità floristiche, tra cui una specie endemica esclusiva della Liguria occidentale, la campanula del Savonese. Si rinviene su tutta la costa tra Bergeggi e il confine con la Francia, ed è una specie vegetale ligure di interesse prioritario per l'Europa. Le falesie della Gallinara sono ornate da festoni e chiazze di vegetazione. Si tratta di specie pioniere che crescono nelle fessure delle rupe mediterranee, vicine al mare, legate all'influsso dell'aerosol marini. Vi si può sempre osservare il finocchio di mare, un'ombrellifera succolenta, alta dai 30 ai 60 cm, dai fiori a calice di colore bianco o giallastro, che fioriscono da luglio a settembre. Tra queste piante trovano rifugio gasteropodi, insetti, lucertole, diversi uccelli marini ed altri ancora, che vi trovano l'ambiente adatto a nidificare. Ma ora parliamo dell'ecosistema marino. I fondali marini dell'isola della Gallinara si presentano ancora in buone condizioni, grazie alla distanza da fonti inquinanti di rilievo e dell'assenza di insediamenti stabili. L'ambiente marino è molto diversificato, con una notevole ricchezza di habitat, da quelli del substrato duro, lungo le scogliere e le falesie, che scendono ripide soprattutto a Punta Sciusciao a est e a Punta Falconara a sud, a quelli detritico-sabbiosi e a quelli di praterie di Posidonia oceanica. Questa ricchezza garantisce un'alta biodiversità e la presenza di moltissime specie animali e vegetali, come la Posidonia, che va ricordato non essere un'alga, ma una pianta superiore con fusto, foglie, fiori, frutti e radici, che attraverso varie fasi evolutive si è adattata alla vita marina. Essa forma vere e proprie praterie sottomarine, che hanno un ruolo ecologico importantissimo per vari motivi. Costituiscono uno degli ecosistemi più produttivi e più ricchi di biodiversità. Esportano biomassa
ossigeno ed energia verso altri ecosistemi. Ospitano numerose specie di interesse commerciale e infine stabilizzano il fondale e proteggono le coste dall'erosione e rappresentano un buon indicatore della qualità delle acque. Per questi motivi, esse sono protette da una direttiva comunitaria. I primi metri sott'acqua sono caratterizzati da popolazioni di alghe fotofile che richiedono condizioni di buon irraggiamento solare. Si tratta principalmente di alghe verdi e alghe brune, tra cui vivono moltissimi organismi, come pesci, crostacei, molluschi, anellidi e tanti altri. Scendendo ancora, troviamo popolazioni di alghe sciafile, che preferiscono condizioni di luce attenuata, come le alghe rosse, e numerose specie animali. Ancora più in profondità, dove la luce giunge ancora più attenuata, incontriamo i popolamenti di coralligeno, caratterizzati dalla presenza di organismi calcarei, vegetali e animali, che colonizzano generalmente substrati rocciosi poco illuminati, tra i 25 e i 200 metri di profondità. I fondali ospitano numerosi popolamenti e specie interessanti, anche rari nel Mediterraneo, come spugne gialle, margherite di mare e una grande abbondanza di vita bentonica. Importante per i ricercatori e per gli escursionisti è la ricca storia archeologica marina, presente nella riserva naturale regionale dell'isola della Gallinara. Approdo di marinai fenici, greci e romani fino dall'antichità, le acque circostanti l'isola conservano notevoli testimonianze archeologiche. In prossimità dell'isola, infatti, giacciono 2 relitti di navi romani, datate al I secolo a.C., cariche di anfore. Il primo relitto, al momento il più grande del Mediterraneo, indagato a partire dal 1950, oltre alle anfore, trasportava come carico secondario del vasellame ceramico a vernice nera, detto campana. I reperti, per chi volesse vederli, sono esposti al Museo Navale Romano di Albenga. Nel 2003 è stato rinvenuto a 53 metri di profondità il secondo relitto, più piccolo del precedente, carico di anfore, a oggi poco indagato, data la profondità. La Sovrintendenza per i beni archeologici della Liguria, cui fa capo l'attuale nucleo operativo per l'archeologia subacquea, nato nel 1999, ha svolto in questi anni un'intensa attività di ricerca e valorizzazione, utilizzando anche sistemi sperimentali di rilievo, con strumenti di alta risoluzione. Parliamo dei punti di immersione per i nostri amici subacquei. La riserva naturale regionale dell'isola della Gallinara presenta principalmente 2 punti di immersione. Il primo sito è presso il Cristo Redentore o Punta Falconara. Nel fondale circostante l'isola è stata posata una statua del Cristo il 29 settembre 1998. L'immersione è piuttosto semplice e poco profonda, fino al massimo di 18 metri. La fauna bentonica è abbondante e caratterizzata da notevoli colonie di nubibranchi e margherite di mare. Il secondo sito di immersione è nella zona denominata Punta Sciusciau. Dai 15 ai 30 metri non presenta alcuna difficoltà particolare, fatta eccezione per la profondità e talvolta per la corrente. È frequente l'osservazione di esemplari di buone dimensioni di cernie, murene, polpi e scorfani, e verso i 30 metri di profondità di spugne anche di grosse dimensioni. Ma parliamo ora delle disposizioni generali per la pesca sportiva nell'area marina protetta della Gallinara. È vietata qualsiasi attività subacquea nella fascia di mare ampia 500 metri circostante l'isola. È vietato l'accesso e la sosta a piedi delle 2 pareti rocciose dell'isola ed è inoltre vietata la pesca e il transito entro 50 metri da esse. Abbiamo scoperto quindi un'altra meravigliosa area marina protetta della Liguria e abbiamo visto come quando eliminiamo l'uomo la natura si riprende i suoi spazi, regalandoci meraviglie davvero uniche. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima puntata dedicata alle aree marine protette della Liguria. Continuate a seguire il canale, continuate a iscrivervi al canale Ligurian Fish and Adventure perché, come vi dico sempre, le avventure non finiscono mai.